E anche in questa giornata spazio alle eccellenze del territorio. Qui abbiamo il mercato del cibo locale. Abbiamo imparato a conoscere già molti di questi prodotti, però è sempre bene ricordare cosa abbiamo in questo angolo. Buongiorno, qui oggi abbiamo delle aziende che hanno dato il massimo del loro percorso in questo progetto importante della filiera corta del cibo, che non è altro stare assieme nel condividere il cibo, ma soprattutto valorizzandone le origini, perché ogni cibo ha un'identità, ogni cibo ha la sua storia che va raccontata e soprattutto, come dire tante volte nel percorso del cibo, onorata quotidianamente quando si può. Abbiamo l'azienda delle nocciole che quest'anno ci ha deliziati in questi prodotti particolari che fanno ad Ugria, nei Nebrodi. Sempre abbiamo Sant'Anastasia con i loro vini che ci aiutano a mantenere e sostenere la qualità del cibo, l'olio che è il lattore, le nostre aziende che ci danno questo consenso importante, i formaggi, i salumi, le marmellate, che dire della pasta particolare nero delle Madonie e la buona condivisione e la manna che impreziosisce il tutto per quanto riguarda le insalate, ma soprattutto nell'attività del zucchero che va alle persone che hanno il problema della diabete. Allora, il tutto è cibo natura, cibo cultura, cibo salute. Oggi Castelbuono ci dà questa opportunità di essere presenti in questo progetto. Siamo stati in un'azienda, un allevamento proprio qui a Castelbuono, tra poco gusteremo pure la carne, quindi cercheremo di portare avanti il concetto della filiera corta che ci ha contraddistinto in questo cammino. Sì, l'azienda di oggi ha dato il massimo della loro consapevolezza nel mantenere con tradizione e amore il benessere animale, perché è la parte che secondo noi incide molto nella materia prima, perché dà il massimo dell'espressione del territorio. Oggi prepareremo il nero delle Madonie con un ragù in bianco che il nostro chef ci delizierà.